Sul voto al libero consorzio comunale di Agrigento arrivano i commenti di Fratelli d'Italia, del parlamentare nazionale Lillo Pisano e dell'assessore regionale Giusy Savarino, che afferma: grande esercizio di democrazia, risultato importante in una sfida in salita. Ringrazio, afferma la Savarino, i consiglieri comunali, gli amministratori, i sindaci che hanno partecipato in maniera considerevole a queste elezioni di secondo grado, facendo un grande esercizio di democrazia nonostante una legge che non coinvolge i cittadini e col voto ponderato non preme e non entusiasma. Ringrazio Stefano Castellino per la sua candidatura alla presidenza della provincia, gli alleati della coalizione che insieme a noi lo hanno sostenuto. La nostra è una partita in salita e raggiungere il 47% è già un risultato importante. Faccio gli auguri di buon lavoro al neoeletto presidente della provincia Pendolino e anche ai due sindaci di Fratelli d'Italia che porta al Consiglio provinciale, gli amici Gioacchino Nicastro e Milko Cinà, che con me fanno politica da tantissimi anni e di cui apprezzo la lealtà, la capacità e la loro competenza. Sono certa che queste loro doti arricchiranno l'amministrazione provinciale. Lillo Pisano, parlamentare nazionale del partito della Meloni, nella sua nota afferma: mi complimento con Giuseppe Pendolino per l'elezione a presidente della provincia di Agrigento e gli auguro buon lavoro nell'interesse del nostro territorio. Un ringraziamento particolare va anche a Stefano Castellino che pur nella sconfitta ha ottenuto un risultato importante, frutto di impegno e passione politica. Analizzando i risultati, continua l'onorevole Lillo Pisano, emerge un dato politico rilevante: senza il sostegno determinante del PD e del Movimento 5 Stelle la vittoria sarebbe andata a Stefano Castellino. Da un punto di vista numerico, la coalizione anomala composta da Forza Italia, MPA, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle ha ottenuto la vittoria, ma di strettissima misura, nonostante potesse contare su un numero di consiglieri significativamente superiore rispetto a quello che poi è emerso dalle urne. Dal punto di vista politico, continua Lillo Pisano, quella di Forza Italia e MPA è una scelta che rappresenta una sconfitta. Hanno spaccato senza apparente motivo la coalizione che a livello nazionale e regionale sostiene il governo, una decisione che porta a fare le dovute riflessioni. È un atteggiamento, conclude Pisano, che Forza Italia e MPA dovranno necessariamente spiegare al proprio elettorato.